detto. Allora vorrebbe dire che nel decreto del conflitto di attribuzioni dell'altro giorno il Presidente della Repubblica ha raccontato una bugia. E non si dicono le bugie, soprattutto dagli alti colli, perché poi, prima o poi, le bugie hanno le gambe corte e prima o poi vengono fuori. E ci fai brutta figura tu ed espone una brutta figura proprio quell'istituzione che dici di volere preservare integra e consegnare integra ai tuoi successori, come dice Einaudi. Ecco perché o il Presidente fa questo conflitto di attribuzioni anche contro Perugia e Firenze, o pubblica quelle maledette telefonate con Mancino, oppure noi siamo autorizzati a pensare che c'è qualcosa che spaventa in quelle telefonate. E i sospetti non siamo noi ad alimentarli con i nostri articoli sul Fatto Quotidiano, è la Presidenza della Repubblica ad alimentarli con i suoi comportamenti reticenti e omissivi, pieni di tremori. Questo è il problema. Questo è il problema. Chiudo dicendo che è molto triste che l'Associazione Nazionale Magistrati non abbia ancora trovato una parola da dire seria in difesa della Procura di Palermo attaccata con questa violenza dalla più alta carica dello Stato. E che c'è da aver paura di vivere in un paese dove in Parlamento, a parte Di Pietro, non muove foglia di dissenso nei confronti di uno scandalo così enorme che tutti i parlamentari di centro, di destra e di sinistra dovrebbero chiedere di scoperchiare per fare chiarezza fino in fondo, invece di mandare i messaggi di solidarietà alla famiglia Borsellino una volta all'anno con le corone di fiori marci prima ancora di arrivare a destinazione. Questo volevo dirvi perché non è facile districarsi in questa materia. Mi scuso se mi sono dilungato e se sono stato un po' noioso e un po' prolisso, ma spero che almeno ci sia il quadro generale di quello che dobbiamo sapere per non farci rincoglionire ogni volta che apriamo un giornale o un telegiornale di destra, di centro o di sinistra, perché quando c'era Berlusconi almeno qualcuno da sinistra diceva qualcosa. Adesso che siamo nel regime totale di tutti i partiti messi insieme, della maggioranza più bulgara che si sia mai vista dai tempi della Bulgaria, non c'è più una voce che si levi, e le uniche voci che si levano sono quelle che mirano a bastonare quei pochi giornali e quei pochi esponenti della società civile che ancora si azzardano ad alzare il ditino e a dire le cose non vanno bene. Non è una democrazia quella dove non c'è opposizione, non è una democrazia quella dove non c'è dissenso, non è una democrazia quella dove tutto il Parlamento sta dalla stessa parte, non è una democrazia dove tutti i giornali e tutte le televisioni dicono la stessa cosa sulle veline del Quirinale e dell'ufficio stampa del Quirinale. Non è una democrazia, la democrazia è maggioranza e opposizione, è applausi e fischi, è consenso e dissenso. Vi posso garantire, a nome del Fatto Quotidiano, che noi continueremo a esercitare il nostro sacrosanto diritto al dissenso, perché la libertà è stata conquistata con la morte dai partigiani e dalle vittime di mafia per poter dissentire, perché per poter applaudire il potere non c'è bisogno di libertà, basta la dittatura. Grazie.